A chi ha già la vita complicata sarebbe meglio non peggiorare le cose mettendosi a fare i precisini sui centimetri o il peso di una carrozzina elettrica. Su questa carrozzina viaggia abitualmente in treno come in autobus Erika Reginato, vicentina nata in Venezuela da papà veneto di Crespano del Grappa e mamma venezuelana. Qualche giorno fa, alla fermata dell'Uno in Piazza Castello, ha incontrato l'eccessiva pignoleria di un autista SVT che forse non voleva prendersi la responsabilità di farla salire a bordo con un mezzo che, a suo parere, non era in regola. Eppure, con questa carrozzina, la 42enne poetessa prende regolarmente l'autobus. Questa volta il signore ha fatto problemi perché non mi sono messa apposta in quello spazio molto stretto. Per norme, come diceva lui, perché questa carrozzina è troppo alta, troppo bassa, troppo lunga, non so, e non arrivava alla misura giusta per lui. Erika fa notare che quando la spegne le ruote restano bloccate come quelle di un'auto con il freno a mano tirato. Quel giorno solo l'insistenza della madre nel ricordare all'autista come la figlia fosse sempre salita sul bus le ha permesso di rientrare a casa. Quando sono arrivata alla fermata dove dovevo scendere, che mi ha fatto sentire proprio come prigioniera della situazione, come che non sapevo come fare, e mi ha scattato una fotografia perché per lui questo mezzo non può andare bene. Invalida al 100%, traduttrice in spagnolo dei maggiori poeti italiani del Novecento, Erika Reginato chiede che dalla terra di origine dei suoi avi arrivi un segno di civiltà e di attenzione per tutti i disabili. Io so che noi disabili abbiamo il diritto di muoverci liberamente e anche indipendentemente.